incidente di Marostica, ha amputato il piede e parte della gamba il piccolo di 14 mesi, travolto con la sua famiglia dal furgone dell'artigiano vicentino in fuga perché ubriaco. L'uomo arrestato dopo aver rischiato il linciaggio. Era in auto con la mamma quando la loro vettura si era schiantata contro un muretto. Bimba di 15 mesi muore a 3 mesi dal sinistro. Il dramma a Monselice. Violenza e paura stamane in piazzale Roma, 4 stranieri si fronteggiano, 2 feriti da colpi di coltello, l'intervento della polizia locale in 15 per bloccarli. Nel pomeriggio a Padova la doppia manifestazione pro e contro aborto, in 200 per il movimento contro la legge 194, tensioni tra le donne di non una di meno con la polizia. Morto a Verona l'ex terrorista delle BR Michele Galati, fu condannato per gli assassini del direttore del petrolchimico di Marghera e del capo della Digos di Venezia. Con le sue rivelazioni aveva permesso l'arresto di una quarantina di militanti. Raffica di furti a Vascondi Carbonera del Trevigiano, numerose vie prese di mira dai ladri, paura dell'osperazione dei residenti e qualcuno decide di farsi il porto d'armi. Manifestazione dei residenti di Tessera contro l'abbattimento di 1000 alberi per la realizzazione di un maxi parcheggio all'aeroporto Marco Polo. Appello alle istituzioni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca con il gravissimo incidente stradale accaduto ieri sera nel Vicentino a Marostica. È stato amputato il piedino e parte della gamba del piccolo di 14 mesi travolto mentre si trovava con la sua famiglia dal furgone condotto da un vicentino che era fuggito perché ubriaco. Questo camietto di muratori è partito e fuggito all'alto della polizia municipale. Poi quando sono sceso ho visto tutta sta scena di gente che appunto è corsa a vedere cosa è successo e questo è il quanto. Questo è il quanto. Ha subito l'amputazione parziale del piedino destro il bimbo di 15 mesi che nel tardo pomeriggio di venerdì a Marostica è stato travolto da un furgone guidato da un uomo completamente ubriaco. Si trova ricoverato all'ospedale di Padova. I medici non si pronunciano, è in terapia intensiva con un serio trauma cranico. La mamma, investita assieme al figlioletto, è stata portata al San Bassiano dove è tenuta in osservazione. Una vicenda tremenda. Il conducente del mezzo, Pietro Dal Santo, 58 anni, impresario di Tiene, si trova in carcere con l'accusa di lesioni stradali gravissime in stato di ebbrezza alcolica. Il corso del camioncino non si è mai arrestata, anche appena partita, appena messo la prima. La famigliola, padre e madre e 2 bambini, si trovava davanti alla gelateria di Porta Bassano, nella città degli Scacchi, in via Montegrappa, quando il veicolo è piombato su di loro a folle velocità. Il papà è riuscito a salvare il figlio maggiore di 5 anni, mentre la madre si è gettata sul passeggino del piccolo prima di essere travolti dal furgone. Dall'urto il bambino è stato sbalzato a terra, gravissimo è stato portato con l'eliambulanza a Padova e, dicevamo, sottoposto all'intervento di amputazione. Sconvolta la gente che ha assistito alla scena, tanta la rabbia dei testimoni quando si è visto uscire dal camion il conducente barcollante che cercava di scappare. Il padre del piccolo gli si è avventato contro, ha preso a pugni il parabrezza del veicolo. I carabinieri hanno preso in custodia il 58enne che ha rifiutato, nonostante le sue condizioni, di sottoporsi all'alcol test, peggiorando ancor più la sua già delicata situazione. Ora si trova rinchiuso al San Pio X. E la città di Marostica si è mobilitata per raccogliere fondi per la famiglia del bimbo investito assieme alla mamma dall'autista ubriaco. A Monselice nel Padovano una bimba di 15 mesi è morta dopo 90 giorni di ospedale a seguito delle ferite riportate durante un altro incidente stradale. Non ce l'ha fatta la piccola Sara, la bimba di 15 mesi che 3 mesi fa era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Giovedì notte il suo cuoricino ha smesso di battere, per 90 giorni però ha lottato contro quelle lesioni che fin da subito i medici avevano detto essere senza speranza. L'incidente era avvenuto lo scorso 14 dicembre quando la piccola era in auto con la mamma che forse colpita da un malore aveva perso il controllo del veicolo e si era schiantata contro un muretto. Le condizioni della figlioletta erano parse fin da subito molto gravi. Era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico di Padova in terapia intensiva. Qui per 90 giorni ha lottato. Un dolore immenso ora per la famiglia che si prepara a salutare la piccola per l'ultima volta lunedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa della frazione di San Cosma a Monselice.
Ed è stato individuato l'automobilista che sabato scorso si era allontanato dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Verona. L'uomo, senza prestare soccorso, aveva lasciato a terra ferito uno scooterista di 55 anni. L'automobilista, un 61enne straniero regolarmente residente in città, è stato individuato dalla polizia municipale grazie alla collaborazione di un passante che ha notato il numero di targa del veicolo del fuggitivo. Le indicazioni del testimone sono state fondamentali per rintracciare il responsabile, che all'estero per lavoro è stato convocato e si è presentato ai vigili urbani questa mattina. Accoltellamento in pieno giorno a Piazzale Roma a Venezia. 2 persone sono state arrestate mentre tentavano di fuggire. Fagli video, No, giuro! 2 feriti e 2 arrestati è il bilancio di una mattinata di violenza e di follia che ha scatenato momenti di panico a Piazzale Roma. Una violenza scoppiata improvvisa, alla luce del giorno, tra le pensiline affollate di pendolari e turisti in attesa dell'autobus. A fronteggiarsi sono state 4 persone, 2 romeni, entrambi ricoverati in ospedale, uno pare in condizioni serie, e 2 egiziani che sono stati entrambi arrestati. L'alterco, concitato e brevissimo, è degenerato con la comparsa di un coltello che ha raggiunto alla gamba uno dei 2 romeni, facendolo cadere a terra. Una scena che ha provocato il panico tra le persone in attesa della linea 7. Erano le 11:30. L'aggressione è proseguita ancora alcuni interminabili istanti, ferito anche l'altro romeno, ma in un'area fortemente controllata come Piazzale Roma sono bastati pochi istanti perché intervenissero una quindicina di agenti della polizia municipale che sono riusciti a bloccare i 2 aggressori mentre tentavano la fuga. No, lei non so tra niente, noi non so tra niente, caro! A poca distanza si trovavano anche i militari che oramai da anni presidiano l'area e i carabinieri della stazione che dista appena poche decine di metri. Un paio di corsie sono state temporaneamente chiuse al traffico per consentire il soccorso ai feriti. Ancora ore dopo i segni dell'accoltellamento erano evidenti. Rimangono ignoti i motivi dell'aggressione. Per ora resta solo la paura di chi ha vissuto una situazione che fino ad ora appariva inimmaginabile. È morto a Verona, la sua città, dopo una malattia, l'ex esponente di spicco della colonna veneta Cecilia Ludman delle Brigate Rosse, poi collaboratore di giustizia Michele Galati, condannato per gli omicidi avvenuti nel 1980 dal direttore del petrolchimico di Porto Marghera Sergio Gori e del commissario della Digos di Venezia Albanese. Con le sue dichiarazioni fatte nel 1982 Galati determinò l'arresto di una quarantina di militanti. Fu lui il primo ad indicare al giudice istruttore di Venezia dell'epoca Carlo Mastelloni e ai carabinieri dell'anticrimine di Padova, struttura del generale Dalla Chiesa, la scuola di lingue parigina, come una sorta di centrale del terrorismo internazionale. Galati, che non volle mai cambiare nome, trascorse una decina di anni in carcere, da dove uscì alla fine degli anni '80 usufruendo dei vantaggi della legge sui pentiti. Ci spostiamo nel Trevigiano, a Carbonera per l'esattezza, dove c'è un intero quartiere in balia dei ladri. Diversi furti in abitazione messi a segno negli ultimi giorni e i residenti sono oramai esasperati. Un paio di orologi, 2 catenine in oro. Porta via l'oro, chi vega poco di oro. L'abbaiare dei cani dietro i recinti è assordante, ma nulla ha potuto contro le incursioni dei ladri. Un vero e proprio raid. Via Diaz, via Alemagna, via Altinate. Diverse le abitazioni violate nei giorni scorsi a Vascondi Carbonera. Colpi messi a segno all'imbrunire, poco prima di rincasare o approfittando di un'uscita dei proprietari, anche sotto il naso dei vicini. Io ero qua sentato in cucina e lui io pagavo per colmare, quella qua. E dopo io andai su una famiglia qua da Trio. Dalle 6 alle 8, 9. Corriva l'imbrunire, ti cominci a serrare tutte le porte, tutto quanto stasera. Era uno che fino a telefonare a me c'è magari che sono io è andato via. E io ascolto lui. L'ha visto proprio? A me non era, lo aveva visto.
I ladri studiano le abitudini delle loro vittime e i residenti sono sempre sul chi va là, ma non basta. In queste abitazioni i delinquenti sono entrati dal cancello posteriore ed hanno scassinato un infisso. L'incremento dei furti preoccupa i residenti. Adesso è un periodo che sono più frequenti. Hanno passato quasi tutte le case qua vicino, per cui siamo davvero come in prigione, perché non si sa come difendersi, insomma. Ci vorrebbe secondo lei un intervento più energico delle forze dell'ordine e della sorveglianza, insomma. Però è anche vero che non è possibile avere una pattuglia ogni casa. La casa di questo signore, ad esempio, è già stata presa di mira 3 volte. Forse serve un impianto d'allarme, dice sconfortato, o forse servono misure più forti. E alle sue orecchie la nuova legge sulla legittima difesa suona così. Io sto prendendo seriamente in considerazione di avere qualche cosa per difendermi, perché se per caso ci capita che arrivano di notte, siamo qui io e mia moglie, e cosa facciamo? Quando uno varca il cancello di una proprietà privata senza suonare il campanello, è giusto che abbia dei rischi anche seri. Difendersi dunque, senza paura e anche, se serve, rispolverando metodi più tradizionali. Parliamo adesso di vaccinazioni obbligatorie, perché scade domani il termine ultimo per le famiglie per adeguarsi alla normativa. 600 nella Marca trevigiana i bambini non ancora in regola. Sta per suonare l'ultima campanella per le famiglie i cui figli non sono ancora in regola con le vaccinazioni. Scattano infatti il 10 marzo le autocertificazioni presentate dai genitori che attestavano la situazione vaccinale dei piccoli o documentavano l'avvenuta prenotazione dell'appuntamento per iniziare o completare l'iter. Entro l'11 marzo, anche se assicurano dalla FISM non saremo così rigidi ma daremo qualche giorno in più, le famiglie dovranno presentare il certificato vaccinale in caso siano in regola, o altrimenti la prenotazione con le date delle sedute vaccinali. Chi non provvederà entro i termini previsti rischia una sospensione dei figli da scuola. Questi bambini sono quelli che non hanno ancora cominciato a fare le vaccinazioni e che non hanno neanche nessun appuntamento. Sono circa 600 per le classi di età appunto dal 2013 in poi. Ci sono poi quei genitori che hanno presentato documenti che esonerano i figli dall'obbligo vaccinale o rimandano le vaccinazioni per una non idoneità temporanea. Sarà in questi casi che le scuole invieranno i dati all'ULSS per un'ulteriore verifica. Sarà nostro dovere aiutare le scuole che ce lo richiedano a controllare se queste informazioni, questa documentazione che è stata data dai genitori dei bambini è plausibile e quindi rende posticipato l'ingresso nel ciclo vaccinale. Nel caso non venga presentata alcuna documentazione, la normativa è ben chiara. Nel caso in cui i genitori non consegnino nulla per il 10, diciamo 11 o 12, ecco, questa è la scadenza delle autocertificazioni, oppure non consegnino nulla in seguito alle verifiche dell'ASL dove i bambini risultino non in regola, a quel punto bisognerà provvedere con un provvedimento di sospensione della frequenza. I bambini saranno riammessi solo quando i genitori presenteranno la documentazione richiesta. Uffici scolastici e dell'ULSS al lavoro per verificare la validità dei certificati presentati in caso di mancata vaccinazione. Deve essere fatta dal pediatra di libera scelta del bambino. Ci sono anche giustificazioni non mediche che impediscono al genitore di portare il bambino a vaccinarsi. Non siamo così cattivi, però chiaramente non è che possiamo continuare ad accettare palesi scuse per rinviare la vaccinazione. Già nei mesi scorsi c'è stata la sospensione di un paio di bambini nella Marca trevigiana i cui genitori non avevano presentato a settembre nemmeno le autocertificazioni. Stando ai dati della FISM, in Veneto sono una trentina le famiglie che hanno già annunciato la volontà di ritirare da nidi e scuole materne i propri figli, altrettante quelle ancora indecise sul da farsi. Lo zoccolo duro dei Novax concentrato tra Alta Padovana e Pedemontana, Vicentina e Trevigiana. La TAV, alta velocità, spada di Damocle per la sopravvivenza del governo giallo-verde. Chi vincerà l'estenuante braccio di ferro? Cosa sperano i cittadini? Che la maggioranza sulla questione TAV trovi una mediazione o che cada il governo? Lo abbiamo chiesto ai veneti.
Deve resistere, secondo me, devono trovare un modo, assolutamente. Cioè la TAV non può essere causa della caduta del governo? No, assolutamente. Secondo me andrà in fondo e Salvini ce la farà a portarla in fondo, insomma. Che vadano avanti perché abbiamo bisogno di un governo. Tutto lì. Ma la TAV però è un momento di crisi obiettiva, se sono proprio su due sponde diverse. Fare i conti se vale la pena farla oppure no, questo io non riesco a capirlo perché le informazioni che arrivano non riesco a farmi un'idea precisa. Comunque il governo deve andare avanti? Beh, spero di sì, così almeno abbiamo un governo. Bisogna un po' trovare, mediare, vedere un attimino. La vedo più difficile, in effetti è difficile perché poi non è solo il problema della TAV, c'è anche il discorso dell'autonomia, perché secondo me lì sarà un altro scoglio da superare in quanto la vedo anche lì. Quindi è un governo di compromessi, ma deve andare avanti secondo lei? Ma deve, speriamo, me lo auguro. La soluzione di rimanere assieme mi pare un pochettino labile perché un gruppo la vuole, un altro gruppo non la vuole. Beh, c'è il weekend di lavoro adesso. Ah, ma non lo so che significa il weekend di lavoro, cioè in questo caso per non cadere il governo uno dei due dovrà cedere. Devono trovare un accordo. Quindi questo governo deve resistere perché come sta facendo? Purtroppo non sono molto d'accordo su tutte le scelte che sta avendo questo governo, però devono trovare un accordo perché farlo cadere adesso secondo me sarebbe proprio lo sfascio totale. No, lasciamolo lì, proviamo a vedere se sono capaci di fare qualcosa. Secondo lei troveranno un compromesso, ce la faranno? Ce la faranno, sì, ce la faranno. Ma come vogliono proibire un'opera così importante sia per l'Italia sia per la Francia? Quindi probabilmente finirà in positivo. E quindi non cadrà il governo, secondo me non deve cadere? No, assolutamente. Ne abbiamo trovato uno buono e lo mandiamo via, non è possibile. E adesso una sentenza che non mancherà di far discutere se l'ex moglie è una scansafatiche e non ha diritto all'assegno di mantenimento. È la motivazione che ha spinto un giudice di Treviso a negare 1.900 euro al mese che una donna voleva come assegno divorzile, ma anche a far interrompere la corresponsione di 1.100 euro che da oltre un anno riceveva dal suo ex marito. Per il collegio del Tribunale di Treviso il divario economico tra i due è effettivamente rilevante, ma a concorrervi vi sarebbe anche l'inerzia dimostrata dalla donna nel cercare un'occupazione. In più non vi sarebbe stato, sempre secondo appunto la sentenza, alcun apprezzabile sacrificio della signora durante la vita coniugale che abbia contribuito alla formazione o all'aumento del patrimonio, e non esisterebbe prova che sia stata condivisa anche la decisione della signora di dimettersi dalle attività lavorative. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra poco. Migliore. Di nuovo in diretta, è stato un sabato pomeriggio ad alta tensione a Padova, con la città blindata per due cortei pro e contro aborto. Vediamo allora com'è andata. Insulti, fumogeni in un cordone di donne mentre polizia e carabinieri impedivano il contatto tra le due fazioni. Uno dei due momenti di tensione questo pomeriggio a Padova durante i due cortei pro e contro aborto. Partita da Piazza Mazzini, la manifestazione delle femministe a cui hanno preso parte anche attivisti del centro sociale Pedro è passata lungo la centralissima via Dante, dove c'è un bar frequentato da gruppi di estrema destra. Il secondo momento di tensione quando il collettivo non una di meno ha deciso di cambiare percorso deviando verso Piazza Garibaldi per poter disturbare con i cori gli antiabortisti che stavano sfilando lungo le riviere, ma qui sono stati bloccati a pochi metri da Piazza Insurrezione. Fermate dalla polizia, le donne si sono spogliate, hanno tentato con spintoni di proseguire, ma poi sono rimasti in presidio. Sul posto anche il questore, che però non ha fatto muovere il corteo, che per ora ha occupato via Verdi. Padova blindata dunque per i due cortei che nel pomeriggio hanno paralizzato la città. Dall'altro lato i gruppi antiabortisti, croci, rosari in mano, hanno sfilato pregando da piazzale Boschetti al Santo in un clima quasi surreale, scortati da decine e decine di poliziotti. Fermiamo questi massacri! Da dottori senza anima,
Dottori, quando andate a casa, come guardate i vostri figli, che avete le mani insanguinate? E al nostro comitato è iscritto anche il ministro per la famiglia Lorenzo Fontana. Fui io stesso a raccogliere la sua iscrizione il 28 di maggio del 2011 a Desenzano nel corso di un evento pro-life. La manifestazione si è conclusa davanti alla Basilica del Santo, rimasta per tutto il tempo con le porte chiuse. A Tessera invece questa mattina manifestazione dei residenti contro l'abbattimento di 1000 alberi per la realizzazione di un maxi parcheggio all'aeroporto Marco Polo. Appello alle istituzioni. La carovana che si snoda all'ingresso dell'aeroporto Marco Polo di Venezia per una volta non è composta da turisti. Al posto delle valigie hanno cartelli e striscioni. Sono residenti e associazioni ambientaliste, tante famiglie e tanti bambini, arrivati da Tessera, Campalto, Mestre, Favaro, per dire no all'ampliamento del parcheggio che comporterebbe l'abbattimento di un autentico polmone verde. Gli alberi sono 1262 stimati più o meno, quelli che andranno abbattuti in prima battuta, poi c'è un procedimento di via che prevede anche l'abbattimento di altri 300 alberi che sono di grande pregio. Il corteo percorre come in pellegrinaggio le varie zone che sono interessate dal progetto. In tanti portano una mascherina antismog. Con questa giornata e con questo traffico è un elemento molto protettivo dal punto di vista della sicurezza. PM10, PM2,5 qui non mancano, anzi sono in abbondanza. Quello dell'inquinamento è uno dei temi forti della manifestazione, uno dei motivi per cui salvare gli alberi. Le piante ci danno la possibilità di abbattere l'inquinamento e diciamo anche per noi è una realtà di sopravvivenza e quindi diciamo essere qui vuol dire effettivamente dare una mano alle sorti del pianeta. Noi non ci dovremmo essere qui perché è assurdo chiedere quello che stiamo chiedendo, cioè è come chiedere di respirare, è come chiedere di vivere, è come chiedere di... È assurdo, noi stiamo chiedendo la norma. Se il progetto dovesse andare avanti non mancano le proposte alternative. La controproposta da avanzare è, e l'abbiamo chiesta anche al dottor Marchi, è un indennizzo verde. Cioè, secondo noi quest'area, che è una mitigazione naturale che c'era e che permetteva la sostenibilità dell'aeroporto, adesso come adesso non c'è più. Per ora comunque il messaggio dei manifestanti è un appello alle istituzioni perché si prendano carico del problema. Parliamo adesso del piccolo Gio, voglia di tenerezza oggi a San Zenone degli Ezzelini, dove il bambino ha conquistato anche il cuore delle artiste che stanno esponendo le loro creazioni a Villa Ribelli, e l'intero ricavato della 2 giorni andrà a sostenere l'operazione del piccolo Gio. Come annunciato, il piccolo Gio è arrivato a Villa Rubelli a San Zenone, dove in occasione della 2 giorni della mostra Donne in Arte sono in vendita i famosi biscotti intitolati al nostro cucciolo di guerriero. Accompagnato da mamma, papà e dall'inseparabile sorellina Miriam, Giovanni è stata la star indiscussa, catturando il cuore di tutti, semplicemente. Un passo in avanti per raccogliere fondi per poter raggiungere la cifra dei 400.000 euro per sostenere l'intervento chirurgico in Florida per far sì che Gio possa correre e giocare come tutti i suoi coetanei. A oggi superata quota 180.000 euro. Tanta la commozione di mamma Erika. Ho trovato una nuova famiglia qua con voi, con tutti quanti, con tutta la zona di Bassano e provincia, ecco. Per quale motivo? Perché ci avete accolto e avete accolto la nostra causa con un calore immenso per noi e non ce l'aspettavamo. È stata veramente una cosa improvvisa e soprattutto inaspettata, però io mi sveglio anche la notte pensando ma quante persone ci vogliono bene. I biscotti di Gio sono qui a San Zenone. A quanto siamo arrivati? Quanti biscotti sono stati fatti ad oggi? Ad oggi siamo arrivati a 3 tonnellate di biscotti. Una campagna sostenuta da tutto il nostro gruppo Made Nord-Est, che ha creduto sin da subito in questa causa, coinvolgendo una moltitudine di persone, e l'evento di San Zenone è un'ulteriore conferma. Oggi sono ancora più commosso perché vedo la forza di questa famiglia, veramente qui la parola famiglia prende la sua forma più bella.
e faccio veramente i complimenti a questa mamma e a questo papà che stanno mettendo in campo tutte le loro forze. Nel fine settimana della mostra Donne in Arte a Villa Rubelli, tutto il ricavato delle entrate di chi verrà a visitare la mostra verrà devoluto appunto alla causa del piccolo Joe. E c'è una persona su tutte che non vede l'ora che Joe possa correre e giocare, ce lo confida con una dolcezza infinita, quasi sussurrando. Vorrei ringraziarvi perché state aiutando il mio fratellino e prima o poi vorrei vederlo correre in bicicletta con me. Per giocare assieme e fare i matti in bicicletta assieme? Sì, e anche far impazzire la mamma. Prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti con la nostra programmazione. Questo che è iniziato è un weekend speciale. Stasera alle 21:15 proporremo per intero la sfida che valsa la vittoria della Coppa Italia alla Treviso Basket. E poi, a grande richiesta e considerato il successo della diretta di Antenna 3 da Conegliano, domani sera dalle 21:15 trasmetteremo nuovamente la sfilata dei carri al Carnevale di Marca. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon weekend a tutti, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La seconda domenica di marzo si conferma all'insegna del sole e di un clima primaverile, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, vedete il cielo sarà poco nuvoloso su tutti i settori, ma l'alta pressione in questo periodo dell'anno è sinonimo anche di nebbie, infatti qualche foschia potrà presentarsi sulle pianure, specie al mattino. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime invece comprese tra 11 e 17 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalgono condizioni di tempo soleggiato, salvo per una maggiore nuvolosità sui settori alpini, dove non si esclude anche qualche precipitazione, in genere di debole intensità. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime invece in lieve calo tra 12 e 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Anche qui avremo condizioni di bel tempo con ampio soleggiamento ovunque. Entro la serata tuttavia potrebbero verificarsi le prime piogge sui settori settentrionali della regione. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime invece intorno ai 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.